Bella raga, ciao a tutti dal Cumendone veneziano, siamo su Fly Simulator, a Pilot Life e Fioi, siamo con Ita Airways, compagnia di bandiera e si gode ragazzi, si gode a manetta, abbiamo preso anche il GSX, ogni tanto vaneggia un po' perché comunque deve vaneggiare, ma va bene, ci siamo raga, ci siamo, tratta di oggi Roma-Venezia. Andiamo a vedere subito qua. Eccoci qua, quindi tratta velocissima, mezz'oretta di volo. Aspetta un attimo, scusate. Ok, grazie. E niente, quindi siamo qua in dashboard. Vediamo un attimo, con questo volo andiamo finalmente a primo ufficiale. Abbiamo una percentuale di 93-52 di rating, quindi niente male, 26 voli fatti, 36 ore di volo, e un salario di 37 all'ora, e godo. Allora, il logbook ci regala bella soddisfazione, siamo riusciti a strappare ben 300 di fila, quindi molto bene, se siamo 98, 96, 96. Purtroppo ci frega sempre il taxi, che andiamo a volte sopra i 30 e mi girano i maroni. Questa è la schedule, quindi abbiamo appunto Roma, Leonardo da Vinci, Fiumicino, Venezia, poi abbiamo Zurigo, Roma, Milano, Linate, Napoli, Brindisi, Milano, Milano, Roma, Londra, Roma, Roma, Tunisi e Roma, Milano, Linate. Chiaramente c'è Roma e Linate sono quelli più gettonati, chiaramente. Vabbè, io direi che possiamo... Scusate un attimo. Ok ragazzi, qua ci sono i bagagli. E qua sto arrivando io, signori. Eccomi qua. Bello come il sole, di notte. Molto bene. Adesso facciamo una bella cosa. Prepariamoci un attimo. Allora. Oggi teniamo, visto che è un volo rapido, stiamo massimo a 300. Ok. Autorizzazione. Ok. Non lo metto già, se no mi dimentico. Boh. Adesso avviamo anche il traffico. Ok. Guarda che bello, ora lo metto, guardalo. Ciao Fioi. Qualcosa di sublime. Contact ground. Good day. Non è una giornata strepitosa in realtà. Ok. Ok, stiamo tirando sui passeggeri. Qua ci dice quanti. Quanti passeggeri che arrivano è qualcosa di meraviglioso, raga, cioè. È sublime. Ok, un passeggero su 92 e il 25% dei bagagli. Bene, ci vorrà un po', ragazzi, ci vorrà un po'. Bene, comunicazioni radio TC, ok. Perfetto. Ciao. Adesso però vai. Ci avviamo anche questo, vi faccio vedere anche un po' i programmini. Vai. Ciò sto registrando che è tardino, non so qua, ci sarà sicuramente non tanto tanto traffico perché sono le 2 di notte, quindi non ci sarà traffico reale in questo momento, meglio, meno rotture di balle, però il tempo è un po' così.
Molto bene, molto bene. Allora, il push. È un po' grandino, però non serve proprio così. Ok. Allora. Ciao Captain. Ciao. We are ready for pushback. Ciao amore mio. Ciao bella donna, ciao. Ok, da qua. Vediamo il nostro caro amico. Che è una fanciulla, ovviamente. Departure checks completed. Bypass pin inserted. Ok. Così facciamo un po' vedere anche le animazioni che sicuramente rispetto... Aspetta, qua devo fare... Devo andare indietro e dopo con il naso verso sinistra. Locking Locking in. air. Boh. Dai che ci siamo. Salve. E... Sentivo rumori strani, ma... Allora. Continuiamo. Naso a sinistra abbiamo detto, speriamo bene. Release passing brake. Va bene tesoro. Commencing push. All engines clear. Ok, vari motori da qua. Perfetto. Perché va al contrario? Cosa ho sbagliato? Boh, vabbè. Ho fatto il contrario? Ma scusa, vado a fare il naso a sinistra. Non lo so, sta vaneggiando l'uomo. Ho cliccato male probabilmente. Ho idea di sì, facciamo così allora. No, adesso ah, no, aspetta. Ok, ok. Molto bene. Mi sembrava strano. Guarda, ci basta così. Potevo fare ancora un po' di più, forse. Vabbè, sono un po' un pirlotto, ma va bene. Ok. Please set passing brakes. Va bene, tesoro. Your confirmation for a good engine start. Perfetto, ci siamo. Aspetta un attimo. Bene, ciao. Cockpit to ground. Motore We have a good c'è. engine start. You can disconnect. Unlocking the gate. E mo ci si fa aerei 0 questo. Ah no, eccolo qua. Sì, effettivamente mi dava un Wizz Air, proprio in un inglese perfetto. Sono anche su Flyradar 24, ovviamente. Buono, adesso vediamo sto cacchio. Cioè, a volte sbaglio il taxi. Cioè, ma perché? Perché cacchio vado sopra i 30? Non capisco. Vaneggi. E ci siamo, raga? Facciamo vedere tanto anche di questo perché vuole talmente rapido, raga, che... Sinceramente non è che dobbiamo fare chissà che roba. Ok, l'omino qua se ne sta andando. Molto regolare, molto bene. Tow track disconnected. Bypass Ok. remote. Left It's clear, right? Mi ricorda Flight Simulator X, sì.
Quanto abbiamo giocato? Buono. Siamo partiti comunque a mezzogiorno con l'orario, Adesso appena mi dà un buon viaggio. Andiamo. E si parte, eccola qua. Una delle donne più intraprendenti della storia di Roma. Se mi saluta, ciao! Ciao tesoro. Sono in fuorigioco, mi ho segnato fuorigioco. Doppia, perfetto. Thanks. Molto bene. Mi piacerebbe fare un 1000 con voi. Ok, qua tutto se n'è andato. Molto bene. Molto good, come si suol dire. Cerchiamo di non far cavolate. Dopo un altro, ecco, diciamo che gli errori più frequenti sono o all'inizio o quando nella destinazione finale il taxi, o la salita iniziale, il climb, che a volte mi va un po' oltre con la velocità. Devo stare attento di non superare i 2,60. Comunque, Fiumicino, Tessera, Venezia è un evergreen comendiano, non potevo non farlo con voi su Appeal of Life. Adesso siamo con 3 stelline, compagnia di bandiera, Ita Airways e si gode, raga. Abbiamo fatto un buon salto di qualità dopo le esperienze con la Bulgaria Air o Air. Lascio sempre voi la scelta perché sapete che sono una persona coerente. E vi do il terrore adesso. E dopo con Volotea. Vueling comunque rientrerà, voglio fare anche Vueling assolutamente. E dopo andare su un 5 stelle mi piacerebbe tanto, ma ci vuole tempo, devo migliorare il rating, forse 95 almeno. E chiaramente anche l'abilità, perché adesso dopo questo volo passerò a primo ufficiale, ma la strada è ancora lunga, se devo stare tanto in Ita Highways secondo me. Dovete spiegarmi perché c'è tutto il mondo fa il taxi in un secondo, io ci metto una vita. Cioè, se vado leggermente più veloce, subito penalità. Penalità comendiana. E un po' di pazienza. Comunque il tempo... c'è un po' di foschia qui a Roma, Niente di preoccupante, ma... è un po' così qui, il tempo a fiume. No, però questo... Mamma mia, che balle, veramente. Cioè, il taxi è il mio... è il mio terrore, raga. Non abbiamo traffico perché purtroppo il programma va con i voli reali e in questo momento sono di là riparcheggiati, ma non c'è nessun volo sopra Roma, quindi è un po' così la faccenda, ma d'altronde registro quando posso, ragazzi, quindi chiedo venia, ragazzi, chiedo venia. A Venezia il tempo qua è buono, sto guardando adesso in diretta perché effettivamente abitando qua vedo, e vediamo un po' di fare un bel atterraggio nella nostra meravigliosa Venice. Le 2 città vere del mondo, ecco. Quindi siamo tranquilli insomma su questo. Un attimo, ci facciamo l'esternazzo. Vediamo, ne abbiamo, guarda che belli. Abbiamo tanta bella carne al fuoco parcheggiata. Io chiaramente, ragazzi, me li tengo le segnaletiche per il taxi perché cioè, se no veramente non ce la posso fare. Devo anche divertirmi, non può essere uno stress. Che già seguire certe procedure per cercare di fare i bei punteggi già comunque non rende bene, ma almeno il taxi non posso usare le cartine perché sennò divento rimbambito. Però vedere un fiume, un LIRF così senza traffico fa strano, ma d'altronde se abbiamo il traffico reale adesso non c'è nessuno, solo il cume che si muove a queste ore, ci sta.
Facciamo queste procedure qua perché è il primo volo con la ITA e soprattutto il volo è molto rapido, quindi vedremo poco, diciamo, in volo. Forse qua, chissà. Che palle. È che la manetta non so come tenerla, cioè la tengo in un modo, mi va subito più veloce. Cioè, è uno stress, ragazzi. Andare di taxi è veramente uno stress. Dai che siamo quasi in pista. Ok. QMA Tower ITAAIRWAYS-7 ready for departure runway 07 IFR to Venice. ITAIRWAYS-7 altimeter 30.12 wind 076 at 4. Cleared for takeoff runway 07. Cleared for takeoff Ma scusa qua? 07 ITAAIRWAYS-7. Ah, ok, per così, ma no, fare tutta una rottura di marò, mamma mia. Che palle. Speriamo, forse l'ho tolto prima, speriamo che no. Il taxi qua e tutto. Però pensavo di essere già dentro in pista, cacchio. Niente, cioè il destino è che quando siamo in registrazione dobbiamo fare punteggi bassi. Questo è il destino comendiano. Boh, io però direi che ci siamo. Flap, ok, tutto rego, me ne frego. Ok. Dai che ci siamo. Sono stufo, io voglio partire. Tempo non perfetto però, a livello di visibilità. Decollo, molto regolare, molto regolare. Carrello. ITAIRWAYS-7 contact Rome departure on 130.9er. Good day. Sta boh. 130.9er ITAAIRWAYS-7. Rome departure ITAAIRWAYS-7 is passing 700 feet, climbing 6,000 feet. Non mi andare giù, sto cercando di capire la velocità. Departure altimeter 30.12. Ok. Se non vogliamo sbagliare. So che lo faccio sempre prima, ma voglio stare tranquillo per i punteggi. Perfetto. Siamo. Ok. Intanto qua ci sono ste foschie. Quest'ora qua poi non so perché. Boh. Scusate, eccoci qua. Sono appena atterrato a Milano, Linate, che quello è bello pesante come scenario, nessun problema. A volte con la foschia mi dà sti problemi. ITAAIRWAYS-7. Allora, quando registro ovviamente, che è sempre così. 7,600 feet, climbing 12,000 feet. Call sign Rome Center altimeter 30.12 continue at Ogeiken. Boh. Ma sì, lasciamoli passeggiare. Ok, perfetto. Tutto regolare. Tutto iper regolare. ITAIRWAYS-7 climb and maintain flight level 240. Boh. Lasciamo Roma. Purtroppo non abbiamo visto niente di Roma perché il tempo è molto molto scandaloso, se così si può definire. Ok. Tempo comunque bello, arriviamo a Venezia con una bella temperatura e un cielo perfetto, senza nebbia, foschia, nulla di che, tutto perfetto.
c'era. Adesso però vediamo un attimo, andiamo qua. Andiamo e vediamo un po' come siamo messi. Buono, ora siamo partiti da 20 minuti se contiamo i passeggeri, i taxi, tutto quanto. Però siamo da 7 minuti e 40 in volo. Vediamo se qualche amico, non credo a quest'ora. In realtà sì, non ci credo. Abbiamo sempre Unita Airways Finlay, hey, dall'IRFA SBGR, che onestamente non saprei. Solo uno però. Vediamo la nostra tratta. Non c'è nessuno, d'altronde era una compagnia, insomma, un po' così. Qua in Italia c'è qualcuno, a Venezia nessuno. Qua abbiamo anche Alfonso Tsunoda con l'Air France, quindi di livello l'uomo, di livello, compliment, very compliment. Dove c'è più trafficus? È in Great Britain, Regno Unito, London. C'è qualche italiano? No. Comunque ve lo consiglio troppo, cioè è troppo bello. Siamo sopra Viterbo comunque, Viterbo Center. Sopra a Viterbo Center. Molto bene. Perfetto. Ed è per il meglio. Vediamo dove siamo. Siamo quasi a metà volo. E stiamo sorvolando qua. Siamo vicini ad Oro. Verso Palombaro del Cieco, Tavernelle, robe così. Ita Airways, cosa tale, Milano Center. E si gode. Going to 124.925 ITAIRWAYS7. Milan Center ITAIRWAYS7 flight level 300. Grazie cara, grazie. Qua è tutto a posto, che ogni tanto ho le ansie, ok. Dovremmo esserci. Ok, perfetto. 5-0. 250 ITAIRWAYS7. Ok. Volo veramente di una rapidità disarmante. Ok. Web. 118.255 ITAIR. Siamo in un'area molto familiare. Scusate. ITAIRWAYS7 4,000 feet. Call sign, approach altimeter 30.03. Continue at O'Laren. Vai, ci stiamo allineando alla 4R di Tessera. Ok, boh. Ci siamo, signori. AIRWAYS7 descend and maintain 3,000 feet. E 3000, chiedo maroni. Descend and maintain 3,000 feet at Airway 7. Ok. Quota 3000. Dai, voglio un bel atterraggio il primo a Venezia con da Pilot Life. Pilot's Life. Portiamolo a casa. Pa, 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 pa. Portiamolo a casa. Tu, 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 tu. Non siamo ancora allineati, dobbiamo aspettare qua i pallini viola, così li chiamo io. Devono diventare dei rombi, diciamo, e allinearsi
Sentiero di discesa alla linea gialla e sentiero di discesa e allineamento sempre alla linea gialla. È una spiegazione un po' maccheronica, ma è così. ITAIR-WAYS-7, you are 17 miles southwest of Venice. Contact tower on 118.255 when inbound on the approach. Ma stai buono. Tower on 118.255 ITAIRWAYS7. Tower Ok, sono posti molto familiari e mi sono già portato un po' avanti come sempre. ILS Whiskey Runway 04 right approach. ITAIR-WAYS-7 tower. Perfetto. Altimeter tree 0.0 tree, wind 006 at tree. Cleared ILS Whiskey runway 04 right approach. Ecco qua, eccolo qua, sono specie di rombo. Cleared ILS. Si sta avvicinando. Sentiero di discesa un po' più lontano. ITAIRWAYS7. Bella giornata, un po' di foschia anche qua, ma niente di mostruoso. Eccolo qua, anche sentiero di discesa. Ci siamo ormai. Siamo in bolla. Dai Beppe. Esternazzo, cubo indiano. Ok. Ok, allineamento quasi perfetto. Sentiero di discesa quasi perfetto. Ok, sentiero di discesa preso e allineamento andato. E ora resta solo una cosa da fare, sperando di aver fatto errori col taxi e robe così. E poi comunque devo fare anche il parcheggio, quindi in realtà fare un atterraggio buono non mi dà ancora la garanzia di successo, purtroppo. $2,500. 2000. Dai Beppe. Verso la gloria. Vabbè, un po' di fabbriche, un po' di Marghera. Ok, raga, dai che ci siamo. Venezia. Eccola qua. ITAIR-WAYS-7, wind 006 at tree. Cleared to land runway 04 right. Ok, non c'è vento, siamo tranquilli. 04 right at Airway 7. Ecco Venice in tutto il suo splendore. E Porto Marghera in tutto il suo splendore.
po' di foschia che rompe i maroni. Ecco Venezia. Quanti atterraggi fate tesera? Ma questo è il più importante, perché questo è con A Pilot's Life. Vai, vai, 1000. Perché andiamo tra poco, togliamo il pilota automatico. E siamo pronti a dominare i cieli veneziani. Speriamo. Ma che cazzo fai? Madonna, quando fa così. Ok. 500. Dai Kume, regalaci il The Dream. 400. Allineiamoci un po' di più. 300. 300. No, calma, calma, calma Kume, calma. 200. Calma. Calma. Non mi laggare stronzo. 100. 60. 50. 40. 30. 20. Retard. Drive. Male. Purtroppo ero, YS 7 contact ground on 118 decimal. come si dice, non molto allineato alla fine. Vabbè, pazienza. Going to 118.255. Sì, atterraggio sicuramente non da 100, niente. In registrazione non riesco a fare 100 purtroppo. Sarà la... come si dice? Sarò in ansia da prestazione, ma è così. Purtroppo è così. Vabbè. Peccato, peccato, peccato. Pazienza. Per cercare di stare il più dritto possibile non ho calcolato, come si dice, che dovevo comunque atterrare più dolcemente. Va bene, dai. È andata. Anche leggeri lag che hanno rotto i maroni. Ground ITAAIRWAYS 7 taxi to the gate. ITAIRWAYS 7 taxi. Eh. Tree 25 via taxiway Echo Cross runway 04 left Lima Mike. Taxi Ok. to gate 325 via taxiway Echo cross runway 04 left Lima Mike at Airway 7. Siamo arrivati, Beppe. Non sembra... che palle. Basta un ASI, però che... Allora, speriamo di stare sopra i 93-94, ma è incredibile. Quando registro mi succede è lag, è questo, è st'altro. Mamma mia, oh. Che palle. Molto pesante la cosa, molto pesante. Ecco, stiamo così che è meglio. Abbassiamoci un attimo, vai. Il 100 è già matematico per un discorso di atterraggio non perfetto. E vediamo, spero solo quello. Un atterraggio brusco brusco. Cioè, almeno a me sembra così, però ne ho fatti di bellissimi offline, infatti ho 300% consecutivi, ma quando registro fioi non c'è nulla da fare, proprio crisi cumendiana. Una delle più classiche crisi cumendiane. Adesso parcheggiamo sto Airbus e andiamo a dormire, va, che è tardissimo.
Dai, vai, su. Se qualcuno magari mi può scrivere come impostare la manetta per non avere problemi ad andare sotto il 30, cioè andare sopra il 30 nodi. Perché veramente sta diventando un'agonia fare le... andare ai gate. Ah, mamma mia. Che bello però. Sempre meraviglioso, Tessera. È sempre sublime, come sublime. Guarda che bella sta livrea arancia e blu. Molto figa, molto figa. Dai che abbiamo finito, mamma mia. Ogni tanto sto lag. Dopo quando registro, probabilmente con il registro devo cambiare la scheda grafica. Ormai entro fine anno mi compro la 480 Super e fa un cuore, perché la 280 Super comincia i suoi anni. Ha fatto il suo lavoro. Cioè, nel 2020 ho cambiato il PC proprio per Fly. E adesso è arrivato il momento di cambiare almeno la scheda grafica. Vabbè, qua sono anche veloce. Ok. Molto bene. Perfetto. Vai, the boarding. The boarding requested. Venezia Airport. Adesso ce lo guardiamo. Ok. Guarda che bello. Mamma mia. Ok, intanto però andiamo qua e vediamo sto volo come è andato. Una merda, ma è andato. Congratulations al primo ufficiale. Perfetto. Questo era molto importante. The boarding started. Aspetta. No. Quanto ho fatto? 95, dai, pensavo peggio. Cosa ho sbagliato? È solo l'atterraggio. Che non è poco, ma almeno, madonna, meno 5,6, malissimo. Sì, sì, sbagliato in pieno. Peccato. Peccato. Beh, ci teniamo i 300 consecutivi, ma qua c'ho altre offerte? Boh, non ho offerte, però me ne sbatto, sinceramente. Cioè, guardate le personcine, eccole qua, cioè, è qualcosa di sublime, ragazzi. Le personcine che se ne vanno qua. Venice Airport. A sto punto, però, forse questo merita di più. Lo screenshot comandiano. Raga, sono il comandante veneziano. Alla prossima. Ciao!